Euroregione News. Terna e lo scempio coi tralicci. Geremia Gomboso, sindaco di Lestizza, ci racconta le ultime vicissitudini per salvaguardare il territorio. C'è il ricorso vinto dai sindaci, mese di luglio 2015, dove il Consiglio di Stato dice che l'opera è abusiva, che non tiene in considerazione alcuni elementi molto importanti, non cavilli come dice la stampa, riconfermata la sentenza della Cassazione. Nonostante questo, Terna ha riproposto il progetto tale e quale quello che era stato bocciato dal Consiglio di Stato e hanno ottenuto l'assenso da parte del governo e della regione, e con il 22 di marzo loro riprendono i lavori dicendo che partono gli espropri. Non è vero che espropriano, perché loro sono una ditta privata. Si tratta di atto di asservimento dove il povero proprietario a cui viene data un'indennità risponde in solido di eventuali danni all'elettrodotto. Noi adesso come sindaci abbiamo fatto 2 ricorsi, uno per bloccare i lavori in attesa di una sentenza che deve essere fatta da parte del TAR del Lazio, dove noi ribadiamo le cose che ho appena detto, cioè opera abusiva, progetto rifatto tale e quale, quindi è una presa in giro. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.